Guardalo qui, il faraone inseguito da due navi dietro di lui. Che fine che hai fatto, faraone? Potevi unirti alla potenza di Roma e invece ti sei voluto restare indipendente e per questo hai pagato. E ora sei in mezzo al mare inseguito dai tuoi nemici. Bella scelta, complimenti. Ah, ma i tempi cambiano, signori miei, è come se cambiano. E adesso quello che una volta era egiziano, ora è romano. Bene sì. E non solo, abbiamo ben 3 legioni pronte per fare il mazzo e prendere anche la parte di Gerusalemme. Se non fosse che ci sono queste altre due armate che la difendono, ma vedremo come riusciremo a fare il baffo anche a loro. Allora ragazzi, siamo pronti per attaccare la città di Side. Però in realtà queste due legioni comunicano fra di loro, ma non ci consentono di attaccare contemporaneamente, perché questa è la flotta. Quindi io attenderei. Qui abbiamo visto, grazie alla nostra spia, che c'è solo un generale che osserva la situazione impotente. E non abbiamo altre città egizie nelle vicinanze, perciò tutto bene. Ora dobbiamo andare a prendere la rivincita contro gli occhi della tempesta. Tra l'altro l'orgoglio delle due terre non arriva a range per difenderla, perciò io direi a questo punto facciamogli provare la sconfitta anche a loro. Perché Roma alla fine è parecchio vendicativa. Ovviamente si sono ritirati e chissà dove saranno spariti. Vediamo se li vediamo. Infatti non li vediamo più. Va bene. E ora facciamo lo stesso giochino 2 contro 1. Ovviamente qui potrebbe essere più rischioso, però è giusto giocarcela. E scappano anche loro. Ragazzi, scappano anche loro. Fuggono dalle loro coste. Abbiamo preso una piccola batosta, ma ci sta. Fa parte della guerra. Allora, andiamo a vedere un po' dove possono essersi cacciati. Loro hanno un range molto più basso, infinitamente più basso. Vediamo se riesco. Eccoli qua. Allora, questi sono quelli più piccoli. Andiamo a prenderceli subito. Non la vado a combattere, onestamente, mi sembra veramente. Adesso vediamo quanto è. 87. Direi che ce lo possiamo permettere. Quindi andiamo in modalità di equilibrio e li facciamo fuori. Perfetto. E poi dovremmo dare la caccia a quelli più grandi. Allora, qui direi che li trucidiamo e via. Dobbiamo dare la caccia a quelli più grandi. Allora, portiamoli in questa zona, magari non così vicini a Rodi. Dove saranno finiti? Ok, teniamoci sempre con l'idea di tornare indietro. Ok, ci siamo spinti oltre e non li vediamo. Non li vediamo. Vabbè, andiamo a difendere la nostra flotta. Mettiamo un'imbarcazione di qua. Ok. E direi che ci siamo salvati un po' le penne, perché loro avevano due flotte, una è affondata e l'altra è dispersa a qualche parte. Se vogliono tornare in questa direzione dovranno sicuramente passare in questo punto o comunque attraversare questo mare, noi li vedremmo. Spero in tempo. Allora, poi, quindi flotta nemica l'abbiamo sistemata. Abbiamo la possibilità di costruire ancora qualche cosa. E io direi di andare allora a questo punto a fare influenza culturale latina, non male. Non male, potremmo fare anche un porto, in modo tale da avere un porto sicuro dove rifornire le nostre navi qua. Se andiamo sul porto, Madonna, ci vorrà una vita. Va bene, però noi lo facciamo comunque. Queste le portiamo fuori, no? Perché si devono aggiornare, va bene. E direi che allora, ragazzi, possiamo andare tranquillamente avanti. Allora, queste stanno vicine perché non si sa mai. Meglio essere sicuri di non avere un attacco nemico alle spalle. Va bene.
Va bene, direi che ci siamo. Altro da fare non abbiamo. Qui a nord magari c'è qualche spia che ci consente di vedere qualcosina di più. Tipo lei. Ok, qui non abbiamo nulla, va bene. Attraversiamo un po' e vediamo. Ok, ah, tra l'altro, uno di voi, ora che mi viene in mente, mi stavo dimenticando, uno di voi mi ha detto che siamo entrati in guerra con gli Iceni, non me ne sono accorto, per prendere del denaro. Io direi che a questo punto ci prendiamo il denaro, ma facciamo la pace. Grazie per, tra l'altro, avermelo fatto notare, perché non me ne sarei reso conto. Perfetto, perfetto. Qui una pace negoziata. Allora, vediamo di espandere un po' questa cittadina. Piacerebbe fare ancora del grano, però non so se mi conviene. Forse sarebbe stato meglio questo, ma ci manca un po' di denaro. Vabbè dai, facciamo una villa giusto per... e poi vediamo come migliorarla questa villa qua. Se continuare a migliorarla. Va bene, ne abbiamo utilizzato tutti i soldi, vediamo poi in futuro. Oppure no, dai, non lo so, non mi convince, dai. Facciamo così, la togliamo, ci pensiamo il turno dopo. Andiamo avanti. Perché fare un'altra villa su Coria, non lo so. Allora, ci offrono un trattato di pace. No, assolutamente. Tra l'altro ci vogliono anche che li paghiamo, ma non hanno capito proprio niente. Guarda, a sfregio ti faccio rendi stato cliente. Ma assolutamente no. Assolutamente no. Vediamo quanto resiste il faraone sotto la caccia del nemico. Ok, allora, partecipa alla guerra contro gli Iceni. No. Mi spiace. Signori, ribaltone, signori. Uh. Uh. Non me l'aspettavo, ragazzi, non me l'aspettavo. Wow. E alla fine sono scesi in campo. E alla fine sono scesi in campo. Dal nord ci attaccano. Dal nord ci attaccano, signori. Dobbiamo ritirare le truppe. Per forza. Wow. Allora, questa signora ha raggiunto la fine dei suoi giorni. Va bene, ci dispiace. Ha raggiunto la fine dei suoi giorni con il fatto che... cioè, sapendo che adesso dal nord verranno giù a massacrarci. Almeno pensano. Allora, sconfiggi il seguente esercito. Va bene. Allora, ragazzi, adesso dobbiamo far rientrare assolutamente la spia. Assolutamente. È inverno. Dobbiamo prepararci. Cosa vedo qui? Cosa vedo nei miei occhi? Un bel 18 su 20. Bello tosto questo. Allora, questo va assolutamente tolto con nessuna modalità. Lo portiamo qua e vediamo un attimo. Cittadina è libera. La cittadina è libera. Quindi ci starebbe un attacco, assolutamente. Qui lo potrei togliere dalla città, metterlo qui e metterlo in imboscata, però non ne sono convintissimo. Allora, se prendessimo Octodrun subito, riusciremmo a vedere, ad avere una visione bella ampia. E forse riusciremmo a proteggere Coria, però non ne sono sicuro. Qui facciamo i campi di Marte, a questo punto. Anche se non ne sono sicuro, Pierò piuttosto di lasciare Octodrun a loro, che secondo me non ha alcun senso. Lo attacchiamo. Lo attacchiamo di straforo e va bene, direi che possiamo anche accettare queste perdite, anche se in realtà
nostro esercito è ben fornito, eh. Forse queste perdite sono eccessive. 83% vuol dire che perdiamo circa 400 uomini. Probabilmente saranno molti di cavalleria. No, io direi a questo punto che ce la giochiamo come assalto, anche perché loro non hanno praticamente tiro. Io invece di tiro ne ho tanto. Ho tanta cavalleria, ho poca fanteria in realtà. Dai, ce la giochiamo perché secondo me sarà anche divertente. Ah, non siamo in città però. Quindi è una sortita. Ah. Questo potrebbe giocare a nostro sfavore. Di sicuro giocherà a nostro sfavore, di sicuro. Va bene. Ah, con la neve addirittura attendiamo. Ok, asciutto. Iniziamo lo schieramento, che abbiamo tanto tiro a disposizione. Eccoli là. Ok. Ok, allora dobbiamo giocarla in maniera un po' più intelligente a sto giro. Dobbiamo caricare, eccolo qui, il generale, che è una cavalleria, perfetto. Quindi loro hanno tutta la cavalleria da questo lato e anche noi allora la disporremo di qua. Il generale rimarrà al centro di sicuro. I nostri uomini con il tiro li metteremo in front line di sicuro. Le asce io invece le lascerei dietro. Metterei davanti i sacrificabili. Wow, che sono veramente pochi. Va bene. Loro li portiamo dietro. Ok. Qui ci sono i corazzati che sono qui. E ancora più dietro la legione più grande. Ok, chi mi sono dimenticato? Le asce. Ok, le asce, perfetto. Quindi le asce le posizioniamo anche a sé dietro. Ok, la facciamo a strati praticamente. Allora, fatemi vedere. Facciamo un po' più di spazio. La faremo così, anche perché proprio loro non hanno proprio, come si dice, non hanno proprio il tiro. Quindi lo andiamo a bloccare così. E poi con la cavalleria dovremmo riuscire a dominarli. O almeno lo spero. Iniziamo la battaglia, portiamo avanti la cavalleria, perché il nostro obiettivo è andare a colpire subito il lato destro. Ok. Voi fate gruppo di selezione, vi portate leggermente avanti. Qui tra l'altro c'è no, un sentierino. Andiamo avanti con la cavalleria. Ok, andiamo avanti. Ok, loro si spostano e mi sa che si allontanano da quella parte. Adesso vediamo cosa fanno. Vediamo. Anzi, mettiamole qua nella boscaglia. Ok, si sono... Dobbiamo tirarli fuori da lì. Dobbiamo tirarli fuori da lì. Allora, se non ho capito male, io se avanzi li vado in faccia, secondo me loro non mi vedono. Guarda che sono usciti con il generale. Cioè non è che non mi vedono, non mi possono colpire. Magari con dei pilum, non lo so. Che altro, frecce, quelle cose lì. Allora, portiamoci proprio avanti. Sfruttiamo proprio il fatto che loro non hanno arcieri. Dai, carichiamoli. Carichiamoli. Dai. Bello scontro tra cavallerie, bellissimo. Ok, loro ci tirano i pilum, ma fa niente. Bello lo scontro tra cavallerie, bellissimo. Il generale ha già perso un bel po' di unità. Ora ci sparano le frecce, ma noi, secondo me, potremmo tentare l'assalto prima che... Cioè, potremmo tentare la morte del generale prima che veramente... attenzione, 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 il generale collassa, anche perché loro sparano le frecce contro il generale praticamente. Ok. Ok, l'obiettivo è stato raggiunto, è andata bene, andiamo via. Anche se non abbiamo ucciso il generale, però l'abbiamo messo in fuga. Andiamocene, molto velocemente. Via.
Ci sono rimasti male. Abbiamo perso un po' di truppe, ma neanche tante, a dir la verità. Ah, bella questa opzione. Ok. Andiamocene via. Ok, siamo molto più veloci della loro cavalleria. Cioè, molto, siamo più veloci. Questa cosa va sfruttata, giriamoci. E giriamoci. Ok, scontro ancora tra cavallerie, isolata. Siamo 4 contro 1. Va bene. E l'abbiamo presa anche questa. Avanzano gli arcieri nel tentativo di supportare la cavalleria, ma mi sa che questo gli sarà fatale. Perfetto. E ora ragazzi, avete scelto la giornata sbagliata per tirare le frecce. Il cielo è limpido e la cavalleria sta per arrivare. Sta per arrivare. Volano le frecce, ma noi le superiamo. E ormai il loro destino è segnato. La cavalleria sta arrivando. Carica, ragazzi. Vabbè. E li andiamo a centrare in pieno. Attenzione, controcarica di cavalleria avversaria. Attenzione. Controcarica. Però andiamo a prenderli, forza. Ok. Allontaniamoci. Anche perché la loro si sta ritirando. Ritiriamo anche la nostra. Signore, mi hanno fatto una piccola strage. Purtroppo alcuni cavalli non hanno recepito il messaggio. Tornate, maledetti. Tornate, tornate, tornate. Tornate. Ok, ragazzi, abbiamo azzerato praticamente la loro funzionalità. Cioè la loro diversificazione esercito. Non hanno più cavalleria, non hanno più arcieri. Hanno solo truppe di terra. Perfetto. Noi abbiamo ancora tutto invece. Loro magari saranno anche forti, però. Allora, piacerebbe farmi inseguire da loro, a dir la verità. Ok, portiamo tutti di qui. E ci giriamo. Ok, loro sono incazzatissimi e vogliono prendermi proprio la cavalleria. Noi gliela mettiamo qua proprio per essere presa. Adesso la giriamo. Allora, attenzione. Loro vedono il mio esercito, tornano indietro e io ricarico. Questi vanno qui per dare supporto con le frecce. Ok, guardate, lampeggiano. Guardate, lampeggiano. Verdi gialli, attenzione. Attenzione, avanzo. Qui presi alle spalle così mentre scappano. Rossi, rossi signori, colpiti alle spalle. Mamma mia, lampeggiano. Lampeggiano. Intanto il tiro si porta in avanti. Qui c'è ancora una cavalleria, dobbiamo stare attenti. Mangiati così, fagocitati. Fagocitati. Adesso li massacriamo con la cavalleria. Perfetto. Non devo avanzare troppo, Dai, prendiamoci anche questi a questo punto. Passiamo sopra questi uomini che stanno scappando. No, no, ragazzi, non tirate a caso. Non tirate a caso, che dopo mi tirate sulla cavalleria. Ok. Due cavallerie sono avanzate. Devo stare attento allora, Devo stare attenti. Ok, abbiamo intercettato un'altra. Anche questi colpiti alle spalle mentre scappavano. Ovviamente il loro molare è a 0. E loro guardano a poche decine di metri i loro compagni falciati. Qui tentano un disperato tentativo di aiutarli, ma però adesso sono un bel numero. Attenzione, lampeggiano. Ok, torniamo indietro. Qua. E ora andiamo a prenderli con il tiro. Attenzione, è uscita la cavalleria. Ok, buono, perfetto. Spostiamoci di qua allora. Attenzione a queste,
Attenzione. Dai, dai ragazzi, forza, giratevi. Giratevi, perfetto. Qua. Intercettateli. Dai ragazzi, forza, tirate. Ok. Signori, signori. Falciata la cavalleria avversaria. Falciata. Va bene. Teniamoli indietro. Ok, falciati. Perfetto. Via con la cavalleria. Via. E ora facciamo lo stesso giochino. Via cavalleria, via. Vai. Sparate. Mamma mia, mamma mia. Attenzione ai miei cavalieri. Attenzione. Forse potevo giocarla un po' meglio questa, però. Unità falciate così. A gratis. Ok, fermi adesso, basta tirare. Tirate su questi. No, aspetta, tornate indietro. Ok, se la danno alla fuga. Allora avanzate. Attenzione a quelli. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Facciamo uscire ancora la cavalleria. Ok, sono decisi ad attaccare. Quindi arretriamo parecchio con il tiro, che non voglio avere troppe problematiche. Questi li mettiamo di qua a questo punto in protezione. Attenzione, cavalleria ancora. Ancora, boom, che colpisce completamente. Completamente, guardate quanto vanno giù i numeri. Ora però, allontanarsi. Allontanarsi, non finite il lavoro perché sennò finisce tardi. Ok, cavalleria massacrata. Diamogli il tiro libero. Ok, allontaniamoci. Ok, questi continuano a subire, anche asce vengono lanciate. Tutto viene lanciato. Ok. Mamma mia, un massacro. A breve lanceremo i nostri uomini con ascia per vedere un po' il loro valore sul campo di battaglia. Però direi che ci siamo. Ok, loro in formazione serrata. Anche loro possono andare in formazione serrata. Ok, loro aspetteranno. Fatemi vedere, ok. Loro possono ancora tirare, va bene. Ok. Vai ragazzi, che adesso ci divertiamo ancora. Anzi, portiamoli qua dietro. Ok. Ok, sono indecisi. Non sanno se attaccare. Ci vedono compatti, signori. Ci vedono compatti. Quindi i cavalli si mettono qui. Sono molto stanchi. Magari li facciamo recuperare un attimino. Ecco qua che ci attaccano. Ma Roma. Vabbè. Pilum che piovono. Sono le nostre unità più forti, ma non ci fanno niente a noi. Altri Pilum. Molto stanca ancora la cavalleria. Attendiamo, attendiamo. Non abbiamo bisogno di colpire. Siamo tranquilli. Serrate i ranghi. Anche voi. Voi avete ancora del tiro a disposizione, quindi aspettate. Ok. Stiamo belli compatti. Loro si stanno ridistribuendo e ci tirano, ma fa niente. Per noi non è un problema. Oddio. Non è un problema mica tanto. Ok, devono aver finito il tiro anche loro. Momenti di tensione, signori. Momenti di tensione. Stanca. Molto stanca. Ok, attendiamo un attimo che recuperi. Intanto ci guardiamo negli occhi. Negli occhi, signori. Il campo di battaglia è il seguente. Negli occhi. La tensione, pochi metri di distanza. Pochi metri di distanza, signori. Vogliamo colpirli, vogliamo colpirli.
Ma per ora c'è solo incitamento. Attenzione, qualcuno rompe. Rompe la linea, attenzione. Si muovono, fiduciosi. I nostri nuovi germanici sono pronti a massacrarli. Attenzione. Attenzione. Vediamo cosa succede. Abbiamo ancora parecchio tiro a disposizione. Iniziamo a stringere. Iniziamo a stringere. Attenzione, arrivano. Carichiamo. Vai. Primi in attacco, ci spostiamo. Ok, cavalleria è andata all'attacco. Non una grande carica perché probabilmente avevano poco tempo, poco spazio, cioè. E continuiamo l'attacco. Ok. Quindi battaglia parte per qua. Qui finalmente entrano in campo le asce. Cerchiamo di isolare, scusate, il supporto avversario spostando le truppe in avanti, ma vedo che anche loro vogliono venire. Ok, quindi questi li giriamo. No, non sono decisi. Mandiamo avanti loro in modo tale da isolarli. Però vedo che le asce stanno facendo il loro lavoro. Qui forse hanno bisogno le cavallerie di recuperare un po'. Sì, perché non sono messe benissimo. Una cavalleria ci ha lasciato, purtroppo. Andiamo a bloccare il passaggio di questi. No, voi avete fatto un ottimo lavoro, bravi. E lanciatevi ancora in battaglia. Stringete i ranghi. Ok. Eccoli che arrivano. Vai, dentro tutti. Questi sono forti, questi sono forti. Ma adesso arriva d'appoggio. Ok, torniamo indietro. La cavalleria ha recuperato, perfetto. Torniamo indietro e lasciamoli alla legione più grossa. Ormai sono completamente separati dal resto del gruppo. Forza, dai. Spingiamo, basta. Questi ci tirano e manderemo i nostri. E poi facciamo il giro col nostro generale. Dai, forza ragazzi, tutti dentro a spingere. Ok, qui ce li siamo distrutti. Perfetto, portiamo di qua l'altra legione. Attenzione però, non giriamo troppo le spalle. Allora piuttosto li giriamo con questi. Ok, facciamo il giro. Ci mettiamo qua. E io direi che aiutiamo loro qua. Dai ragazzi, tutti dentro, forza. Attenzione, cavalleria da dietro. E voilà. Doppio panino. Doppio panino. Doppio panino. Questi no. Ok, perfetto, sono collassati. Perfetto, loro si posizionano qua. Ok. Dentro con i migliori. Cavalleria fuori dal giro. Ok, questi li mettiamo qua. Attenzione, tentano la fuga, ma non hanno capito niente. Li falciamo. Intanto con la nostra cavalleria li portiamo di qui e falciamo anche loro. Ragazzi, si arrendono tutti, perfetto. Si arrendono tutti. Va bene. Arresi e massacrati. Terminiamo la battaglia. Vabbè dai, era abbastanza facile. Erano truppe di guarnigione che tra l'altro sono uscite all'esterno della loro città. Poi non avevano tiro. La cavalleria gliel'abbiamo fatta fuori. Ho perso 204 uomini. Non male, dai, ci sta. Più che altro la cavalleria perché ha combattuto tanto. Abbiamo 196 vittime. Però il generale solo lui 193, Attenzione. Bella falciata. Bene, le asce 157 questa e 117 quest'altra. Non male. Non male. Poi vabbè, il tiro si conferma sicuramente un ottimo
un'ottima macchina da macellazione. Perfetto. Ci siamo presi Octodrun. Diciamo che abbiamo salvato la regione di Milano, cioè di Mediolanum, scusate, di Mediolanum. Allora, io direi che la radiamo al suolo. E perfetto, abbiamo adesso la visione su questa parte. Buono. Allora, potremmo andare a attaccare il Vesonto. Potremmo. Allora, qui lasciamo intanto le legioni in questo modo. Non andiamo ad appesantire troppo. Sì, qui una cava ci può stare. Sì, va bene. Qui facciamo sicuramente i campi di Marte. E facciamo il terreno consacrato. Terreno consacrato perché questa vittoria sancisce un po' la protezione del nord, quindi è giusto dedicarla agli dei. Allora, la situazione richiede quindi il ritorno della legione non Arapax. Direi che è necessaria adesso, visto che c'è la battaglia. La utilizziamo, ci piegherà tantissimo ad arrivare, però da qualche parte dobbiamo tagliare, anche perché comunque la Tessalonica non è neanche così tanto in pericolo, visto che la flotta è veramente minima. Qui abbiamo l'attacco, perciò ci portiamo in questa posizione e andiamo ad attaccare Side. Non la vado neanche a giocare e direi di stare in modalità protezione, e ci prendiamo anche Side. Quindi l'Egitto perde un'altra cittadina molto molto importante, che era un porto sicuro per le sue navi. Perfetto. La andiamo a radere al suolo e ricostruirla secondo i sogni di Roma, quindi assolutamente perfetto. Vado a fare un borgo romano, costituisco il porto, vado a fare sicuramente una cittadina e quasi quasi un tempio anche qua, per stare tranquillo con la popolazione. Perfetto, potrei già attaccare. Potrei già attaccare e prendermi anche Iconium. Non sarebbe male. Mi esporrei sicuramente alla Cappadocia, che però in questo momento è sola. Allora, ok. Ok, gli eserciti sono qua. Ok, ok, ok. Allora, se io prendessi Iconium non sarebbe male, perché potrei già andare in un colpo a prendermi anche Mazaka. Mazaka, che probabilmente andrei a liberare, perché Mazaka fa parte... Ah no, Side, Mazaka e Iconium. Ok, fa parte tutto di una stessa. E l'altra è? Anchira. Ok. Va bene. Allora, io direi a questo punto forziamo la marcia e andiamo fino a qua. E sono belli agguerriti questi, eh. Wow, sono belli agguerriti. Allora, noi abbiamo 3 cavallerie. Loro ne hanno 2, quindi sulla cavalleria ce la possiamo giocare. Sul tiro così così. Sul tiro così così. Sulle truppe di terra abbiamo queste nuove, che sono anche queste da testare. Non so cosa fare, signori. Sono un po' indeciso. Anche queste sono belle toste, eh. Credo che siano delle picche, delle falangi o qualcosa del genere. Comunque non sono spade. No, forse sono spade, scusate. Sono spade lunghe queste. Sono spade lunghe. Allora, non forziamo la mano. Non forziamo la mano. Stiamo tranquilli. Aspettiamo loro che arrivino loro, dai. Magari vado a unire queste due legioni, cioè scusate, questi due gruppi di cavalleria, in modo tale da avere una cavalleria un po' più forte. Qui andiamo a fare più 15 momento della campagna, assolutamente. Questo ci dà più autorità, più 6 al morale, vabbè, fino a un certo punto. Vediamo se trovo qualcosa di meglio.
Ma anche questo non sarebbe male. Meno 5 al morale di tutte le unità nemiche. Però in realtà sì, questo mi dà più dai, facciamo questa allora. Morale, grido di guerra. Perfetto, adesso il nostro generale ha anche il grido di guerra disponibile. Allora, adesso diamo la caccia a questi maledetti. A questi maledetti. Ci portiamo qua. E con questi andiamo all'attacco della flotta. Loro scappano, ok. E spingiamo sempre più a nord. Sempre più lontani. Tagliamo le gambe. Dove sono finiti? Wow, lontanissimi. Allora, con loro riuscirei a prenderli, ma con questi no. Ma con questi no. Allora, potremmo spingerci verso l'Italia per ricaricare le navi. Fatemi vedere se posso. No. Oppure andare in Tessalonica. E magari qui c'è il porto. Ma ci vuole 8 turni. Allora, io direi che la flotta egiziana potrebbe essere un problema per le nostre imbarcazioni. Sì, potrebbe essere un problema. Allora, andiamo a seguirla. E vediamo loro dove arrivano. Io non riesco, vero, a fare un doppio attacco. No, non ci arrivo. Per pochissimo non ci arrivo. Ok. Siamo partiti all'inseguimento. E ragazzi, io direi che ci lasciamo così con la prossima puntata, dove ci sarà l'attacco a Gerusalemme. Ma non lo so. Tanto no, non mi fa fare, non so per quale motivo non mi fa fare il sabotaggio. Bene. Bene, ma non benissimo. Ok. Quindi qui abbiamo 3 legioni pronte a difendersi, però allora, io direi che questa la mettiamo qua dietro. E attendiamo. Allora, fatemi sapere ragazzi nei commenti che cosa fareste voi. Potremmo anche andare a prenderci questa, a dire la verità. Però fatemi sapere nei commenti cosa fareste voi. Cioè, se vorreste vedere l'attacco a Gerusalemme 3 contro 3, anzi 4 contro 3 perché ci sono anche le truppe di guarnigione, oppure vorreste vedere un altro tipo di tattica, un altro tipo di strategia in questo caso. Fatemi sapere, ci sono tanti fronti caldi aperti, la guerra con Octodrun completamente inaspettata, le legioni tarderanno ad arrivare. Fatemi sapere anche se volete vedere questa legione affrontare l'inverno per arrivare a Vesonto, senza però avere ovviamente una visione chiara di quello che sta succedendo. È ovvio che prendere Vesonto potrebbe essere una buona mossa per tagliare fuori l'avversario prima che venga da noi, però ragazzi, non è detto che sia la mossa più saggia, perché se noi perdiamo una legione qua, il fronte collassa completamente. Ora che arriverà questa legione, che dov'è la nona Rapax? Eccola qui. Ci impiegherà veramente tantissimi turni. 1, 2, 3, almeno 4 turni. Guardate, non si vede neanche quando finisce il viola. Quindi insomma è una situazione a nord disperata, in base ovviamente anche alle loro truppe. È ovvio che il villaggio l'abbiamo catturato, però sono tante le cose da fare. Non possiamo neanche dare supporto navale a nord, ovviamente, e qui siamo un po' bloccati, secondo me. Quindi nei commenti, ragazzi, fatemi sapere queste 3 cose, magari aprirò anche dei sondaggi. Io vi aspetto come sempre e buon pomeriggio, ragazzi. Alla prossima.